La sostenibilità può essere la ricetta attraverso cui noi teniamo insieme la nostra proposta per il Veneto. Sostenibilità che sia garanzia di un ambiente, di un ecosistema che cura se stesso e dunque l'uomo. Sostenibilità economica, cioè costruire meccanismi di diffusione del benessere, di crescita sociale che redistribuiscano la ricchezza. E infine appunto sostenibilità sociale, cioè una comunità coesa che costruisce sulle relazioni il proprio futuro. Questa è la proposta del PD per il Veneto e la sostenibilità sarà la nostra linea di indirizzo. Da solo non si salva assolutamente nessuno e dobbiamo perdere quel vizio in qualche modo intrinseco dell'essere umano di pensare che da soli non solo ci si salva ma si è più forti, perché la realtà ci dimostra esattamente il contrario e credo che come istituzioni, invece di mostrare che ritorniamo a quella politica con la P maiuscola che guarda al bene comune, alla giustizia sociale, ai principi anche della dottrina della Chiesa che ci ricordavano quanto il rispetto per l'altro e la giustizia dovrebbero essere il principio su cui si muove l'azione quotidiana e su cui si muove in qualche modo anche la nostra mente e il nostro cuore, il saper stare con l'altro e il saper comprendere che la realtà esterna, il mondo stesso, l'ambiente è prima di tutto un dono e quindi non è una cosa data, quindi dobbiamo prendercene carico e cura, credo sia il messaggio migliore che possiamo in questo momento far uscire dalla presentazione del libro Le parole della sostenibilità di Andrea Ferrazzi. Siamo responsabili del mondo nel quale viviamo e che la terra ci è stata affidata, non ne siamo proprietari per saccheggiarla, ma ci è stata trasmessa dai nostri padri affinché la possiamo custodire e coltivare e possibilmente trasferire ai nostri figli in una condizione migliore di quella che abbiamo trovato o nella quale abbiamo noi appunto destabilizzata. E quindi è un libro di speranza fondamentalmente, che parte dallo studio dei dati scientificamente, smaschera le sciocchezze, le fake news che vengono dette abbondantemente e propone le soluzioni all'interno di una visione di ecologia integrale cara a Papa Francesco e anche a questo Papa, che comprende quello che è un dato di realtà, cioè noi tutti siamo inseriti in un ecosistema e quindi, come dice il Cardinal Zuppi nella prefazione, se non amiamo l'ambiente per amore dell'ambiente, almeno facciamolo per noi stessi.